Gli austriaci scelgono il nuovo presidente, un voto che comunque vada cambierà la politica. L'Ucraina dopo la discussa vittoria europea della cantante Jamala. La Via della Seta, progetto cinese che vale 1.000 miliardi di dollari, approda in Adriatico. L'Università Centroeuropea creata da Soros per diffondere l'idea della società aperta. Andrea Giani, allenatore della nazionale slovena di pallavolo, a Lubiana è un eroe sportivo. A Zagabria un vagone letto è diventato un ostello per giovani viaggiatori. Gli oltre 6 milioni di elettori austriaci chiamati oggi alle urne decideranno non solo chi sarà il prossimo presidente della Repubblica a entrare nella Hofburg, il palazzo imperiale di Vienna. In ballo c'è la collocazione europea della Repubblica Alpina e in prospettiva la tenuta della stessa Unione. Un convinto europeista è Alexander Van der Bellen, candidato indipendente lanciato dai Verdi e arrivato al 20% dei voti al primo turno. 3 qualità devono caratterizzare il presidente, dice. Das ist Wissen und Gewissen. Sono prima di tutto scienza e coscienza, poi l'amore per la Heimat, al quale tengo molto, il luogo dove si è nati e cresciuti, e infine la fiducia nella forza che l'Austria ha di superare i problemi di fronte ai quali si trova. Van der Bellen ha messo un suo paletto. Come presidente non accetterà un governo guidato dai nazional-liberali. Il nazional-liberale Norbert Hofer invece dà voce all'Austria euroscettica e al malumore verso gli immigrati. Dalla scorsa estate oltre 90.000 persone hanno fatto richiesta di asilo in Austria, in numeri assoluti più che in Italia. Coi migranti e anche su altri temi Hofer promette la mano pesante. Vedrete cosa può fare un presidente della Repubblica, ha detto pochi giorni fa. Un esempio? Il TTIP, trattato transatlantico su commercio e investimenti. Niente ratifica senza referendum, dice. E se al Parlamento dovesse venire l'idea di approvare quel trattato, passando sopra la testa dei cittadini e senza chiedere il loro parere in un referendum, allora io non lo controfirmerò. Da Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo, Hofer potrebbe anche sciogliere il Parlamento, licenziare il governo e indire nuove elezioni. Scenario da incubo per l'alleanza tra popolari e socialdemocratici che da decenni governa l'Austria. Per questo hanno giocato la carta Christian Kern. Martedì scorso il manager di Stato, guidava le ferrovie austriache, mai eletto in Parlamento, cresciuto nel Partito Socialdemocratico, ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica come nuovo cancelliere. Il suo compito? Rilanciare la politica e recuperare fiducia dopo decenni di consociazione, immobilismo, rivalità paralizzanti. Sono convinto che se ora non capiremo che questa è la nostra ultima chance, allora i socialdemocratici e i popolari spariranno dalla scena politica. E giustamente. Chiunque sarà il nuovo inquilino della Hofburg, le urne di oggi ci consegneranno un'Austria molto più instabile di quella conosciuta finora. Tutto questo nonna Zamal Khan, 72 anni fa, mentre era costretta ad abbandonare la sua casa, non poteva neanche immaginarlo. Sua nipote Susanna Jamaldinova, in arte Jamala, ha portato l'Ucraina alla vittoria nel prestigioso Eurovision Song Contest 1944, un brano struggente che ripercorre il dramma della deportazione dei tartari di Crimea sotto Stalin. Davanti alla TV c'erano 200 milioni di spettatori sparsi in 50 paesi. Una inaspettata alchimia tra televoto e giudizio della giuria ha portato Jamala al primo posto. Si è lasciata alle spalle il russo Sergei Lazarev, arrivato terzo dopo l'australiana Dami Amin, e si è aperto un caso politico.
Dopo la sconfitta Lazarev sportivamente ha battuto le mani, ma tra Russia e Ucraina l'idillio resta solo sul piano artistico. Il brano di Jamala, fortemente sostenuto dalla platea europea, ha riportato in primo piano le ostilità tra i due paesi e le difficoltà di molti abitanti della Crimea che nel 2014 hanno lasciato la loro casa dopo l'annessione alla Russia. Pensare che Jamala fino a qualche anno fa era solo una delle tante studentesse del conservatorio di Kiev. Qualche professore le aveva consigliato di abbandonare il mondo della musica, ma lei dopo anni di conservatorio è riuscita a dimostrare a tutti non solo di essere una pop star a livello planetario, ma anche un'ambasciatrice per l'Ucraina che sogna di entrare in Europa. Intanto stanno per arrivare gli aiuti finanziari raccolti dai cattolici in Europa dopo l'invito di Papa Francesco un mese fa. Un ulteriore appello per l'Ucraina il pontefice l'ha riservato nell'ultima udienza. Saluto con speciale affetto i bambini ucraini, orfani e profughi a causa del conflitto armato che ancora si protrae nell'est del paese. Per intercessione di Maria Santissima rinnovo la mia preghiera affinché si giunga a una pace duratura. Fino ad oggi l'Ucraina ha affrontato la crisi umanitaria prevalentemente con le sue forze. 2 milioni di persone in fuga dai territori ad est, occupati da un gruppo di separatisti filorussi. I connazionali li hanno ospitati nelle loro case, lontano dal fronte. A Kiev incontriamo Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Chiede una solidarietà internazionale, ma non solo aiuti umanitari. Abbiamo bisogno della preghiera, anche della coscienza, che Europa è un continente che comprende non soltanto l'Europa occidentale, ma anche l'Oriente dell'Europa fa parte di questo continente. Perciò dobbiamo allargare i nostri orizzonti, perché questa crisi umanitaria è una sfida di tutta quanta l'Europa. 1.000 miliardi di dollari. Questa è la cifra che la Repubblica Popolare Cinese vuole investire per costruire la Via della Seta, un corridoio commerciale terrestre attraverso l'Asia centrale e marittimo attraverso l'Oceano Indiano e Suez per collegare la Cina all'Europa. Di questo si è discusso a Trieste in un convegno organizzato dalla CEI, l'Iniziativa Centroeuropea, e la BERS, la Banca Europea per lo Sviluppo. L'obiettivo è costruire nuove infrastrutture sia nei Balcani sia in Italia, un progetto che investe soprattutto i porti dell'Adriatico. Perché abbiamo un bisogno anche di capire come fare infrastrutture, come fare investimenti e anche come attrarre capitali anche stranieri nel nostro paese. Naturalmente questo significa essere inseriti nel contesto europeo e guardare con grande attenzione ai piani europei a partire dal piano Juncker che sulle infrastrutture fa davvero un grande investimento. Wang Yanzi, il presidente della fondazione Via della Seta, ha detto che ai cinesi interessa trasportare merci in Europa nel minor tempo possibile e con costi contenuti. La Cina già controlla uno dei 3 terminali del porto greco del Pireo e sta costruendo o si appresta a costruire autostrade in Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Albania e Romania. I cinesi ai paesi balcanici offrono sia la tecnologia per costruire autostrade e ferrovie, sia soprattutto i finanziamenti. Vogliamo concentrarci sui grandi progetti infrastrutturali, ferrovie, strade, energia. Questi sono gli investimenti che garantiscono le migliori ricadute macroeconomiche per la nazione. L'imprenditoria italiana vuole partecipare alla costruzione della Via della Seta. I cinesi sono degli interlocutori affidabili, degli interlocutori che hanno un mercato enorme, che hanno risorse importantissime, quindi io credo che il fatto che vengano a investire in Europa e particolarmente in Italia e particolarmente in questa zona sia un fatto sicuramente positivo per il sostegno allo sviluppo delle nostre aziende. C'è coraggio da parte degli imprenditori italiani per collaborare con i cinesi? C'è coraggio e c'è molto interesse. A coordinare gli investimenti nell'area balcanica dovrebbe essere la CEI, l'Iniziativa Centroeuropea. Parliamo di grandi infrastrutture, di grandi imprese, ma non dobbiamo dimenticare che uno sviluppo di questa natura e un'armonizzazione di progetti già esistenti con un'iniziativa così rilevante
da parte cinese non può che provocare benefici ritorni sul fronte dell'indotto e sul fronte di tutte le piccole e medie imprese. Il governo di Pechino negli ultimi 2 anni ha già organizzato 2 vertici, a Belgrado e a Bucarest, a cui hanno partecipato i capi di governo o di Stato di tutti i paesi dell'Europa orientale. A Salonicco si è tenuta la cerimonia per l'inizio della costruzione del TAP, Trans-Adriatic Pipeline, il gasdotto che dovrebbe portare il metano a zero sul mercato europeo. A rappresentare l'Italia era il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Il gasdotto, lungo 878 km, dovrebbe diventare operativo a partire dal 2020. Il TAP si collegherà con il Trans-Anatolian Pipeline, al confine tra la Turchia e la Grecia, attraversando circa 480 km del territorio greco prima di passare in Albania e per l'Adriatico, approdando infine sulla costa della Puglia. C'è un pezzo d'America nel cuore di Budapest e non è l'ambasciata a stelle e strisce. La lingua comune è l'inglese, accento d'oltreoceano ovviamente, e l'aria che si respira all'interno è tipica dei campus statunitensi. È l'Università Centroeuropea, ateneo privato voluto nel 1991 da George Soros, il magnate americano di origine ungherese, che proprio in quegli anni molti impararono a conoscere perché fece tremare lira e sterlina con una serie di ardite operazioni finanziarie. Qui studiano 1500 alunni provenienti da oltre 100 paesi del mondo, vi insegnano 300 professori. L'università fu creata per esaminare le sfide contemporanee della democratizzazione della società aperta, idea teorizzata dal filosofo Karl Popper e sostenuta a suon di dollari da Soros, che per l'istituto ha donato 880 milioni. It was founded to help bring back. L'università fu fondata per aiutare a riportare la libertà intellettuale, di pensiero, di espressione, di ricerca in questa area, specialmente nelle scienze sociali, economia, diritto, politiche pubbliche, tutti campi fortemente danneggiati dal totalitarismo che ha dominato nella regione. Le domande d'ingresso all'università crescono nonostante il patrimonio donato da Soros. Dal 2007, fuori dal consiglio di amministrazione, l'Ateneo vuole camminare sempre più sulle proprie gambe. Raccogliamo donazioni da diverse fonti negli Stati Uniti e in Europa, da privati e aziende. Siamo anche molto competitivi nel vincere i bandi per i fondi elargiti dal Consiglio europeo delle ricerche. Siamo tra le 5 principali università continentali nelle scienze sociali in questa categoria. Abbiamo anche tasse universitarie, ma garantiamo borse di studio e intendiamo continuare a farlo perché vogliamo i migliori studenti, non necessariamente i più ricchi. Guardando a come sono evolute le cose nel mondo, il bilancio a 25 anni di distanza non è del tutto roseo, secondo Shattuck, che per conto dell'amministrazione Clinton è stato anche ambasciatore in Repubblica Ceca. Non c'è stato un movimento automatico verso la democrazia, compreso questo posto e altre parti del centro Europa. L'intero concetto di democrazia e società aperta è sotto attacco da molte parti. Per questo motivo l'Università Centroeuropea è ancora più importante adesso che quando fu fondata. Si discute ovviamente molto di attualità tra gli studenti dell'Ateneo e si agisce pure, come nel caso dell'emergenza migranti che per tutta l'estate ha coinvolto l'Ungheria. I giovani dell'Ateneo hanno fornito assistenza umanitaria e accademica. Come ogni università americana che si rispetti, non può mancare l'Alumni, ovvero l'associazione degli ex studenti che ogni anno prendono parte al balletto di primavera dell'università, lo Spring Ball, per donare fondi che andranno a finanziare borse di studio. Tra gli ex studenti c'è anche il venezuelano Luis Cano. The person that enters the CEU is not the same person that leaves CEU. La persona che entra nell'Università Centroeuropea non è la stessa che ne esce. Non è per un processo di lavaggio del cervello, ma per una destrutturazione della mente. Quando uno studente arriva ha delle opinioni molto ferme. Dopo un anno, dopo tutti i corsi che ha seguito, qui inizia a ragionare. Le persone cambiano molto. Io stesso sono cambiato molto. I change a lot.
Andrea Giani, profeta in Slovenia, leggenda della pallavolo mondiale da giocatore, 3 medaglie olimpiche, 3 ori mondiali, 4 europei, 7 World League con la mitica nazionale di Velasco e il principale attore da commissario tecnico dell'impresa della piccola nazionale maschile slovena. Storicamente del tutto assente dalla cartina geografica del volley mondiale, nell'ottobre 2015 ottiene a Sofia un insperato argento agli europei. Giani è eroe nazionale in Slovenia, ma cosa avrà portato in un gruppo sin lì soltanto futuribile? Ma intanto nel sistema di gioco ho dato un'impronta molto diversa rispetto al loro modo di giocare. Ho puntato su 3 aspetti: il gioco di squadra, la disciplina e l'attitudine, perché secondo me sono 3 elementi importanti per una squadra, diciamo, per farla crescere. Poi dopo noi l'anno scorso siamo cresciuti tanto, però sono stati 3 elementi abbinati a una, devo dire che qui in Slovenia c'è una grandissima cultura sportiva, quindi non è stato difficile applicare questo sistema. Grandissima volontà, grandissima passione dei ragazzi, ho trovato veramente un ambiente molto sereno, molto disponibile al lavoro, dei collaboratori ottimi, la federazione veramente mi ha seguito in tutto e per tutto. Dice di lui Alen Pajenk, centrale titolare del sestetto. Ne bom govoril, da so prejšnji trenerji bili slabi, karkoli. Sia chiaro, non dico che gli allenatori prima di lui non fossero bravi. Senza il lavoro svolto con loro, nemmeno lui avrebbe potuto fare miracoli. Ma Giani è stato l'ultimo tassello mancante che ha completato il mosaico. Zadnji del našega mozaika, ki ga je dopolnil. I vertici della Federazione Europea hanno promesso a Lubiana l'organizzazione degli Europei 2019 o 2021. Com'è il campionato sloveno? Il campionato sloveno deve crescere, nel senso che il risultato che abbiamo fatto con la nazionale dimostra che ci sono giocatori, però la maggior parte di questi giocatori giocano fuori dalla Slovenia. Bisogna che piano piano si costruiscano squadre, club che possono giocare a un livello superiore, nel senso che se si parteciperà alla Champions League, se si parteciperà alla CEV, bisogna giocare piano piano per vincere queste manifestazioni. Con la formula del part-time nella stagione appena conclusa, Giani ha vinto a Verona, con lo stesso staff italiano della nazionale, la Coppa CEV. In un futuro le piacerebbe la panchina azzurra, ci pensa? Ripeto, dopo 30 anni che ho giocato per la mia nazionale, sicuramente non dico un sogno, però un obiettivo, perché i sogni a volte possono essere inconsistenti, no? Mentre gli obiettivi sono reali, bisogna poter cogliere le occasioni, bisogna poter crescere e meritarsi poi la panchina della nazionale italiana, la si deve conquistare con l'esperienza e con i risultati. Quindi adesso io lavoro e penso al presente, poi se i risultati saranno giusti ci sarà anche l'occasione di poter allenare la nostra nazionale. L'obiettivo è intercettare i viaggiatori giovani già in stazione, offrirgli una sistemazione comoda e a buon prezzo nel centro della città. Siamo a Zagabria, capitale della Croazia. Una società alberghiera ha comprato dalle ferrovie croate 2 vagoni letto, li ha risistemati e piazzati su un binario laterale della stazione principale di Zagabria. Così è nato un treno ostello. Non avevo prenotato alberghi. Quando sono sceso dal treno ho visto questo vagone e mi è sembrata una buona sistemazione per passare la notte. A gestire l'ostello vagone è Mario Kovac. Questo nostro ostello è proprio nel cuore dello snodo ferroviario. Per i giovani è una soluzione molto pratica che non gli fa perdere tempo. Hanno tutto a portata di mano. Il centro è a 2 passi. Qui c'è la stazione dei treni e degli autobus. I giovani sono spartani. Per loro le cose importanti sono l'igiene e un prezzo onesto. La nuova proposta turistica crea anche posti di lavoro. Marian, un perito edile, era disoccupato da 2 anni. Per me è stato molto importante aver trovato questo lavoro. Per l'inattività ero depresso. In questo modo ho iniziato a incontrare altri giovani di altri paesi e capire le loro difficoltà, ma anche le loro idee. È divertente lavorare qui. Mi piace sentire le esperienze di altre persone della mia generazione. Evo, to je prvi hostel u Zagrebu.
Questo di Zagabria è il primo vagone ostello, ma contiamo di portarne su questo binario altri 2 prima dell'estate. Altri vagoni dovrebbero essere parcheggiati nelle città di mare, nelle stazioni di Sebenico, Pola, Fiume, Zara e Spalato, per dare lavoro e ospitalità anche ad altri giovani. La più grande difficoltà da superare è però la burocrazia. Per avere i permessi per i vagoni ostello di Zagabria ci sono voluti 2 anni.